I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Salve a tutti, abbiamo con noi Patrizio Miatello, ma oggi lo abbiamo qui con un obiettivo diverso da quelli che abbiamo perseguito negli altri incontri. Cioè non abbiamo invitato Patrizio Miatello per parlarci solo delle questioni che riguardano i risparmiatori soci delle banche venete, argomento tristemente noto, ma vorremmo un po' ripercorrere, sapere da lui qualcosa su lui stesso, perché questo Patrizio Miatello al pubblico è diventato noto per le battaglie contro queste banche che hanno reso vittime i risparmiatori, che fossero soci, che fossero obbligazionisti. Però nessuno ha raccontato chi è Patrizio Miatello. Noi vorremmo raccontarlo anche in modo che le persone conoscono un po' la sua esperienza di vita, che non è che spunta d'improvviso come capopopolo di un gruppo di risparmiatori. Allora, faccia così, so che lei è un parlatore anche più ricco di me, no? Però ci ripercorre rapidamente la sua vita, età, dove è nato, famiglia, in maniera rapida, in modo da arrivare a tempi un po' più vicini a noi, quando ha cominciato a occuparsi indirettamente di questi problemi. Ma da quando sono nato, no? Sì, però senza raccontare i vagiti uno per uno. No. Io sono Patrizio Miatello, sono nato a Onara il 22/5/63 e sono nato in una famiglia di imprenditori, trasportatori e logistici e niente. Onara è provincia di Tombolo, provincia di Padova. Padova, e sarebbe Onara di Tombolo. Quindi, e niente, da una famiglia di imprenditori ho seguito le tracce. Lei ha fatto degli studi, ha fatto qualcosa? Sì, ho fatto ragioneria, poi ho fatto scienze politiche, però non ho terminato gli studi e sono andato avanti con il lavoro di famiglia, perché sono stato... Chi ha fondato la sua azienda? Ma l'ha fondata ancora mio bisnonno, praticamente. Noi siamo una famiglia che ha sempre lavorato nel terziario, dalle mieti trebbie ai trasporti nelle varie guerre, quindi abbiamo una storia secolare come famiglia. Torniamo più vicino a noi, quindi quando è nato lei l'azienda di cosa si occupava? L'azienda, noi eravamo un'azienda all'epoca, una delle aziende leader sia nel settore del trasporto stradale, navale e anche aereo, quindi noi avevamo un gruppo di società controllate, eravamo leader in questo settore. Cita qualche nome di queste società? Società era Fratelli Miatello, una società che operava coi porti di Venezia, Chioggia, Ravenna, Trieste, quindi noi facevamo tutta la logistica dei porti, e poi avevamo una compagnia navale che faceva anche le spedizioni in Medio Oriente, e questa era Miatello. Poi diciamo che a livello collettamistico c'erano i pacchettini, c'era la SART, c'erano altre aziende, Speltini, Gamma, insomma, tutti i proprietari della famiglia Miatello? Sì, diciamo che noi avevamo il controllo su queste, erano circa una quindicina di società, fra immobiliari e... Quante persone lavoravano con voi? Ma diciamo che il gruppo all'epoca aveva sui 1000 dipendenti, con tutto il gruppo, dipendenti diretti, quindi mio nonno diceva sempre, ha tramandato a mio padre, e mio padre ha tramandato a me, l'imprenditore deve portare avanti una famiglia, deve avere dipendenti, riuscire a
diciamo, acquisire la fiducia dandogli da mangiare, dandogli la possibilità di benessere, che possa mandare i figli a scuola, che possa... In quanti eravate della famiglia a gestire queste attività? Ma diciamo che eravamo... Quando lei ha cominciato a lavorare nell'azienda familiare? Perché erano 4 fratelli, cioè il gruppo era 4 fratelli di mio padre, più tutti i nipoti. 4 fratelli più suo padre o... No, compreso mio padre, Okay. Quindi dopo c'era tutti i nipoti, dopodiché sono nate aziende secondarie dei vari cugini, quindi eravamo circa una ventina di componenti di questo gruppo. In questa attività. Ecco, Lavoravate soltanto in Italia o anche all'estero? No, lavoravamo anche all'estero, diciamo in Italia, quindi tutto quello che arrivava o che veniva spedito per nave passava tramite il gruppo Miatello, insomma una grande percentuale. È diventato prima indipendentista e poi curatore degli interessi dei soci delle banche oppure o viceversa? Io ho letto che lei qualcosa, no? Diciamo, ha un credo indipendentista. Ma no? diciamo che quella vicenda che io ho portato avanti come un'operazione di marketing per far conoscere il Veneto. Io penso che il Veneto ha una storicità che bisogna ricordare, ci sono delle qualità che vanno recuperate, quindi riprese. Quindi diciamo che io ho sempre desiderato di gestire delle attività e un business che possa permettere all'imprenditore di proseguire e fare, diciamo, del bene, cosa che dal 2011 purtroppo io ho visto il degenerare dell'economia. Non mi ha risposto. Sì, Indipendentista. Sì, no, ma allora in quella vicenda che ho visto il crollo di tutti i principi dell'imprenditore, io vedevo imprenditori piangere che magari avanzavi 3-4 mila euro e dicevano non sta a farmi fallire, e si inginocchiavano. Ho visto la degenerazione di questo. Avevo deciso di andare via dall'Italia, ho conosciuto delle persone che mi hanno fatto conoscere la storia del Veneto, mi hanno fatto conoscere questa possibilità di sviluppare dal passato e portare, diciamo, il Veneto quello che era prima. Mi sono innamorato della storicità del Veneto e ho fatto delle operazioni non tanto come indipendentista ma come amante e orgoglioso. Non offesa indipendentista. Ma anche là i termini indipendentista. Non lo uso in maniera culturale, non lo uso in maniera politica. Ecco, diciamo il discorso di indipendentista è secondo me un discorso politico che riprende il passato, dove il passato c'era un esempio. La storia e i valori del Veneto e innestiamoli sulla società attuale, esatto, che sta mancando a certi valori. Questo era quello. Scusa, così le un po' di. Poi dopo, magari ci torniamo, che è un aspetto importante. E Zennino Terzo Daunaro come associazione nasce prima o nasce in questa fase? No, è nata molto prima, è sempre stata una... Nasce come fatto culturale, non nasce come fatto... Sempre culturale, sempre nella tutela di andare a cercare la verità nascosta, quindi noi come associazione, che è un'associazione di promozione sociale, abbiamo sempre cercato di andare a scoprire e riscoprire le verità nascoste. Infatti come associazione siamo coproduttori assieme a, diciamo, una società cinematografica di documentari e di film riguardanti proprio la storia del Veneto. Quindi l'azienda nazionale nasce ben prima del problema dell'esplosione del problema delle banche. Sì. Quando si comincia a scontrare con le banche? Ma là è nato tutto per mia moglie, che Sentendo sua moglie poi ascolterà, dica la verità, perché come i miei fratelli, i miei cognati, mie sorelle non mi hanno ascoltato, perché io nel 2011, già dal 2009 come società avevamo delle azioni Popolare Vicenza e Veneto Banca e diciamo che sono riuscito a venderle, poi le mie le ho vendute fra il 2009 e il 2012.
me ne è rimasta una azione. Simbolicamente. Ecco, e quando io dicevo attenzione, perché lo urlavo anche in Confindustria, perché noi come gruppo siamo stati i primi. Sì, no, ma scusi, andiamo un po', io ho difficoltà, no, so che lei è un vulcano peggio di me. Lei dice è nato con sua moglie questo problema. Sì. Perché? No, ma perché? Perché Perché nasce questo problema e perché si accorge che le banche non sono così floride? Ecco, perché allora io dal 2011 ho predicato a tutti: vendete, attenzione che c'è qualche problema. Perché ha capito questo? Perché non era possibile che nel 2011, quando c'era l'Europa che dava 350 miliardi alle banche in Italia, le banche in Italia ti dicevano rientra dai fidi, se non vuoi rientrare compra le azioni. Quando io avevo messo in vendita le mie azioni, Banca Popolare di Vicenza, nel momento in cui io ho messo in vendita, mi ha detto: guarda che se tu metti in vendita poi ti facciamo rientrare anche dai fidi. Qui nasce. Cosa che è successa, perché ci hanno fatto rientrare dai fidi. Non sta parlando l'assemblea. Sì, no. La capisco, però è anche un Cosa è successo? Quando io ho predicato dal Quindi 2000... lei si imbatte in queste banche di cui era socio, decide di cedere le azioni perché vede che i capitali immessi dalla BCE, quantitative easing, eccetera, eccetera, quello che sia, prendevano destinazioni diverse e agli imprenditori il denaro non veniva dato a meno che non sottoscrivesse azioni. Lei comincia un po' ad avere... Confindustria pagava dei suoi colleghi economista Bordin e il Confindustria quale? Vicenza? Confindustria Veneto, quindi un'industria Treviso, pagavano l'economista Bordin e un suo collega del Sole 24 Ore che è Giannino. Quindi Giannino andava a predicare: non preoccupatevi, mettete i soldi nella Banca Popolare di Vicenza, nelle banche che sono perfette. Che pagasse, ne è certo oppure no? No, non lo so. Qui poi non vorrei che si beccasse una querela. Comunque, io sono solidale con le querele, però insomma... Poi comunque, l'avvocato Bettiole che abbiamo sentito sicuramente non andavano a gratuito, dopo che andassero pagavano magari il cachet, eccetera. Diciamo, convincevano questi qua dicevano così, che bisognava... Non sto correggendo, ma a me piace dire le cose in base a documenti. No, ma io mi ricordo benissimo, perché quella volta che ho detto: ma cosa state dicendo? Cioè, a una banca che non ci dà credito... Un'assemblea Conegliano, 16 settembre 2011, Assemblea Generale di Confindustria presente. Treviso, Confindustria Veneto. Confindustria era un'industria Treviso, ma c'era Confindustria. Comunque era un'industria Treviso, diciamo, quindi l'associazione di Treviso, diciamo. No? E già era lei è intervenuto, lei mi ha raccontato questo episodio, è intervenuto in assemblea dicendo: ma cosa state dicendo? Io devo indebitarmi, dare soldi alle banche quando non mi danno credito. E perché loro i soldi li investono sui titoli di Stato. Quando non è successo? 16 settembre 2011. L'hanno fatta parlare oppure no? No, dopo mi hanno letteralmente cacciato via. Quindi... Era associato a un'industria Treviso? Sì, ero associato. L'hanno accompagnata gentilmente o... No, mi hanno accompagnato fuori dicendomi... perché mi ero anche un attimo agitato, insomma. Non le succede mai questo qua, no? No, ma io sicuramente quando parto non è che mi fermo né davanti. Cuore. Quindi lei dice: ho avuto problemi con mia moglie. Perché e allora, se dal 2011 predico, attenzione, c'è questo problema, bisogna fare così, mia moglie nel 2014 viene convinta a fare, praticamente lei metteva via i suoi soldi su una pensionistica della Berica Vita, la direttrice la convince e gli dice: ma signora, guardi che noi abbiamo una polizza... Di quale banca? Di Onara, di Tombola. No, di quale banca popolare? Popolare di Vicenza. Sempre Popolare di Vicenza. Popolare di Vicenza. Cioè praticamente, questo lo vengo a sapere dopo, in sostanza dall'assicurazione vita che lei versava, gli ha fatto mettere i soldi facendogli firmare un mutuo. E questo è documentato, immagino. Questo è documentato. Sì. E quindi mia moglie fa parte di quelle persone che stanno pagando il mutuo di qualcosa che non c'è più. Questo è uno dei primi casi in cui un marito ha ragione con una moglie, perché storicamente queste cose qui non avvengono tanto spesso. Quindi lei sostiene documentalmente che lei aveva ragione con sua moglie. Questo è un precedente notevole per noi. Il problema è che quando io mi sono accorto che lei mi ha detto: mi è successo questo,
che è stato diciamo a fine agosto del 2015, io l'ho presa male e ho reagito in maniera eccessiva e mettendo in crisi il mio matrimonio. Quando mi sono accorto, no, ma quando ci siamo accorti, quando mi sono Parlavano accorto, di importi consistenti in questo caso oppure... no, diciamo che mia moglie aveva la pensionistica di 60.000 euro, poi aveva un pacchetto di azioni, quindi siamo su una cifra che alla fine, per fortunatamente fra quello che ho io e che aveva lei, la cifra sono 100 azioni, non era grandi cifre, però fortunatamente che siamo riusciti a recuperare l'altra operazione con la Berica, perché sennò erano 70.000 euro, inizialmente erano 70. Un ordine di grandezza. Quindi il rapporto con sua moglie l'ha recuperato, spero. Certo che sì. Insieme, una bellissima signora. Quindi... L'ho recuperato anche perché mi sono reso conto che era una truffa colossale. Era una truffa colossale di massa. E da lì... lei non mi conosceva prima di queste battaglie, perché io avevo scritto queste cose qua, no? No, non la conoscevo. Ho fatto male a non leggere. Ma io se anche la leggevo... Non sono contento di questo. Ma se anche la leggevo, io ero convinto già di questo. Ho cominciato nel 2010 a fare magari forse facevamo la battaglia assieme. Sì, ma c'è qualche avvocato che ha un nome che assomiglia a degli insetti volanti che dice che noi non ci legge nessuno, quindi va bene così. Ok, torniamo un pochettino. Quindi lei in pratica addirittura a quel punto nel 2011 in assemblea di Un'Industria Treviso interviene pubblicamente dicendo attenzione, le banche stanno minacciando l'attività degli imprenditori in quel caso lì, quindi questo valeva. Addirittura affronta un problema familiare nel 2014-2015 perché la sua moglie si era fatta, anche lei era cascata nel tranello per importi non grossi, ma per carità sono sempre importi. Sì, no, ma inizialmente erano 70.000. Visto che lei veniva anche, so che ha avuto anche delle dispute con aziende per tanti motivi, ma questo non è il caso di approfondirlo, perché qualche guerra gliel'hanno fatta anche in altri ambiti, da quello che mi raccontava. Certo che sì. Come aziende hanno fatto delle guerre, no? Quindi certo. Ha dovuto difendersi anche lì. Lei, professor Bettiol, quando l'ho conosciuto? Ma il professor Bettiol l'ho conosciuto... Perché che non parla male di lei, a parte i soci. Ma diciamo che il professor Bettiol noi avevamo avuto un'esperienza. Chi, scusi? Io col professor Bettiol l'ho conosciuto negli anni 90. Quando praticamente c'era una vicenda e assieme al professor Bettiol mi ricordo che era stato fatto giurisprudenza proprio su questo caso che poi noi abbiamo... Una vicenda legale per la sua azienda? Sì, una vicenda legale perché in sostanza è stato creato diciamo il principio che praticamente se uno non viene avvisato diciamo da una società in maniera corretta c'è sia la conseguenza penale che quella civile. Quindi da questo... Quindi nei suoi rapporti imprenditoriali lei aveva sottoscritto un contratto con qualche altra società che le aveva nascosto delle informazioni. Esatto. Per capire, no? Esatto. E quindi andando in processo, in contestazione con questa società, c'è stata una sentenza che ha stabilito che se una controparte non dà le corrette informazioni ne se ne assume tutte le responsabilità dal punto di vista penale e civile. Sto semplificando, magari se ci siete il professor Bettiol ci picchia che siamo imprecisi, però per fortuna che non ci ascolti. Ecco, diciamo che con quella vicenda naturalmente poi noi non abbiamo proseguito le cause perché purtroppo la giustizia in Italia non è che andando avanti con le cause. Abbiamo fatto una grande transazione, una ottima transazione, proprio perché col supporto diciamo giuridico, se andavamo avanti avremmo vinto. Quando comincia la sua attività a sostegno, a parte questo suo intervento importantissimo in Un'Industria Treviso in assemblea, quando comincia a mettere insieme i risparmiatori per lottare per riavere il maltolto, diciamo così?
Diciamo, ho conosciuto Alfredo Belluco circa a maggio del 2015, così per caso. Belluco è presidente di Confedercontribuenti, che spesso stiamo intervistando anche noi, e si occupa soprattutto di lotta all'usura e agli NPL più o meno. Sì, dopodiché lui così si parla, arriva la vicenda di mia moglie che mi dà la carica, che capisco che questa è una colossale truffa, e al che con lui mettiamo su un coordinamento e cerchiamo, io ho sempre come logistico e trasportatore che unisce diciamo le aziende per fare grandi imprese, perché cioè io personalmente sono quello che ha inventato il sistema di tracciabilità barcode assieme a Deutsche Post, quindi quello che viene utilizzato ora da tutti, da poste italiane, che si va a computer nel sito, sì, certo. Quello è diciamo un modello d'uso che ho inventato io assieme a Deutsche Post. Quindi per fare grandi imprese ci vuole l'unità, soprattutto se i nemici sono molto forti. Noi dovevamo affrontare le banche, la necessitava allora e necessita adesso un'unione completa e inconsapevole. Come già a organizzare questo coordinamento? Abbiamo organizzato questo coordinamento. Questo coordinamento che ha dato vita poi al coordinamento di Don Torta oppure? Sì, esatto. Belluco mi dice ti presento Don Torta, fatalità Don Torta lo conoscevo da quando ero piccolo, perché Don Torta contrastava una delle aziende di mio papà proprio a Marghera, e con Don Torta c'è stato subito un feeling e abbiamo creato questo coordinamento. Quindi Don Torta diventa un po' l'uomo simbolo del coordinamento? Sì, diciamo che io come logistico ho sempre operato nel retro, diciamo dietro le quinte, perché per fare grandi cose bisogna cercare. Serve l'immagine, serve anche chi lavora, no? Ecco, dopodiché, per forza di cose ho dovuto prendere in mano quindi l'associazione Zellino, che ha finanziato il coordinamento fino a un certo punto. Dopo abbiamo avuto delle divergenze, noi abbiamo sposato altre, quello che pensavo io come ideologia, come strategia. E dopo io ho proseguito. Quando nasce, cioè il coordinamento che attualmente viene conosciuto come coordinamento Don Torta nasce da un'iniziativa di Belluco e poi di altre associazioni. E poi sono venute le altre. Anche Celotti ci ha raccontato una persona che concorda abbastanza con la sua. No, Celotti, diciamo, quando siamo andati alla riunione a Bassano, dopodiché abbiamo fatto incontrare le prime parti quella volta, dopo non è nato qualcosa, è nato. Comunque da là è stato il seme che è andato avanti. Poi fino a un certo punto è stato l'organizzatore di questa, mi ricordo anche che ha organizzato una grande manifestazione, una delle poche grandi manifestazioni, quella di Treviso, quella dell'Odissea, non mi sbaglio. Anche l'Odissea, 20 luglio a Treviso. E poi dopodiché, per tanti motivi, penso anche per un contrasto con Andrea Arman, no? Che diventa l'uomo di fiducia di Don Torta, questo lo dico io perché lo sto ricostruendo giornalisticamente, anche se lei ha dimostrato di aver finanziato una parte iniziale il coordinamento Don Torta con la sua associazione di Sindaco Nazionale, viene allontanato sostanzialmente, o si allontana perché non condivide più certi modi di fare. Ma poi il percorso lo conosciamo, a un certo punto, siccome poi le strade da percorrere in un certo momento non erano chiarissime, bisogna anche dirlo, anni fa quello che oggi ci è chiaro non è che potesse essere chiaro immediatamente. Difatti io vorrei... Quando lei si comincia... vorrei... un attimo così ricostruisco un po', prende una strada diversa sostanzialmente, sempre di coordinatore, ma mai di... segue una strada, e oggi dobbiamo dire che il mio augurio è che le due strade si vadano a unire per cercare di ottenere un risultato finale, perché poi bypassando le polemiche che ancora ci sono e così via, dire che oggi noi abbiamo intervistato prima di lei il professor Bettiol e ci diceva che questo passaggio di arrivare a finanziare la 205 o quello che sarà con un importo consistente che comunque attinge ai fondi dormienti, che è stata la grande scoperta di questa il primo passo è stato quello dell'ideazione di
di percorrere una strada giuridica che costituisse un fondo, come ci ha raccontato prima il professor Bettiol, sulla falsariga di quelli per le vittime della criminalità organizzata e vittime d'usura. Su quell'idea poi è partita una strada che ha coinvolto Santini, che non è importante per me che fosse del PD o non fosse del PD, ha percorso una strada che ha portato a approvare quella legge 205. Oggi sta parlando di una evoluzione o di un rafforzamento, di un'estensione di quella legge, e oggi non se ne sarebbe a parlare se non fosse nata. Quella legge, lei mi raccontava un episodio, quindi adesso se la racconta in pubblico se ne assume la responsabilità, no? Bettiol è arrivato fino al punto di dire, ho pensato, dopo il decreto legge 99, in cui ho verificato che non c'era spazio di fatto e di diritto, diceva, per i risparmiatori, ho pensato a una strada percorribile. La strada percorribile è l'istituzione di un fondo. Questo fondo è stato costituito con la legge, è stato normato dalla legge 205, che attingeva e attinge finora di fatto ai fondi dormienti, quelli da cui il nuovo governo, che si è impegnato ad attivare quella legge, o anche se cambierà nome, io vado verso avanti, la va dotare di fondi dormienti. Questa idea dei fondi dormienti me l'ha rivendicata lei, mi può un po' raccontare? Ma diciamo che quando è nato l'idea del professor Bettiol, che ha detto qua può essere solo la politica con fondo, bisogna trovare le risorse, perché le risorse io ho avuto questa, diciamo, idea dei conti dormienti. Perché? Perché nel 2007 io ho sequestrato un libretto al portatore, cioè, lei aveva chiesto il sequestro un libretto al portatore, questo libretto al portatore è andato come conto dormiente e alla fine devo ancora... È stato concesso il sequestro, esatto, in diciamo, caso di sequestro è risultato un libretto praticamente che era passato i conti dormienti, e quindi non ho più potuto non era più aggredibile. Da quel punto, che era il 2007, ho seguito che esistevano i fondi dormienti. Ho seguito tutta questa vicenda dei conti dormienti, che mi appassionava, perché è diciamo, da un certo punto di vista è una vergogna, che però riguarda solo l'Italia. Quindi esiste questo pozzo abbastanza capiente. Ecco, questo pozzo infinito di soldi. Infinito no, abbastanza capiente. Ecco, vabbè, comunque, detto questo, quando il professore ci siamo confrontati con le vittime, dovevamo dimostrare anche con la politica che c'erano le vittime. Io ho legato il discorso conti dormienti, perché bisogna finanziarla una qualunque attività di rimborso. Sì, ma anche perché bisognava finanziarla non con soldi pubblici, perché se tu finanzi soldi pubblici viene bocciato, ma anche, diciamo, ma anche sia simpatico o meno l'Europa lo boccia, ma anche dall'opinione pubblica, perché se tu metti un centesimo soldi pubblici, al di là che erano risparmiatori, soci trasformati, ma la gente dice ma perché devo pagare le tasse io, o devo pagare un costo quindi, in più per chi... Questa idea dei conti dormienti legato a questo, abbiamo iniziato, il professore ha chiamato le sue conoscenze, io a onor del vero ho fatto il giro di tutti i parlamentari. Il primo a parlare è stato l'onorevole Filippo Busin della Lega e Cappelletti del 5 Stelle. Gli stessi, coordinati con le conoscenze, dicevano voi dovete fare l'emendamento, far fare l'emendamento, questa è un'idea che è molto interessante, andate avanti e noi vi appoggeremo. Dopodiché il 12 luglio siamo andati a Roma, c'è stata... Questo lo conosciamo un po' e mi sta benissimo, volevo parlare di Patrizio Miatello. Quindi la strada è quella indicata dal professor Bettiol, che dice qualcuno politico studi come istituire un fondo di ristoro. Ristoro l'abbiamo spiegato 1000 volte, perché non può essere un borso di azioni. Quindi ristoro, a qualcuno non piace questo termine, ma io penso che se sul suo conto corrente vanno dei soldi, i risparmiatori sono contenti. Da questo primo step importantissimo nasce una proposta di legge. Chi l'ha studiata, onore a me, poi non è stato più neanche letto, quindi non è che stiamo facendo pubblicità per uno che ne può trarre un vantaggio. Santini, ex segretario confederale della CISL, quindi non comunista, e poi iscritto al PD. Dopodiché lei corrobora questa idea di come andare a finanziare il fondo senza toccare per necessità legale,
di normative europee e bancarie anche a questo punto qui, di non poter toccare soldi pubblici per restituire soldi a chi li aveva dati alle banche, mette l'idea del fondo dormiente, lei fa un po' il democristiano, ci ha messo dentro anche Busin e ci ha messo dentro anche i Cappelletti. Così che posso fare una battuta, vai. È la verità. La mia battuta è che non è una battuta per ridere, nasce in ambito PD, nasce in ambito tecnico il professor Bettiol, il PD, una parte del PD, il PD lo abbraccia con Santini. L'idea dei fondi dormienti viene aggiunta da lei su una sua esperienza personale, viene verificata come positiva da Busin e da tutta la e Cappelletti, e si arriva così, perciò dicevo democristiani in senso questa volta positivo, no? Che io nasco liberale, continuo in qualche modo e dico mai la DC, però la DC qualche volta quando torna non fa male, no? La vecchia DC. Al voto unanime. Allora, è stato votato al 27 dicembre del 2017 la legge 205, che non è decreto Baretta, la legge 205 è stata votata all'unanimità da tutto il Parlamento esistente. È stata fatta proprio dal contratto di governo che riguarda Lega e 5 Stelle, che hanno detto tra il contratto siglato Matteo Salvini e Luigi Di Maio e applicare la legge Lega e Matteo Salvini e Di Maio. Lo abbiamo proposto al 16. Sono un po' meno trionfalista di lei, no? Vado un po' sul concreto. Hanno firmato questo contratto, dobbiamo applicare la legge 205 e allargarla e rinforzarla. Quindi questo io vorrei rimanere un po' torno ingegnere, no? Andiamo un pochettino a risultato. Quindi questo qui è per chiunque può aver avuto qualunque idea, ma questo è il percorso storico. Certo. Poi c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, chi se ne vuole assumere maggior paternità, minor paternità, ma questo è il percorso che noi qui riusciamo a ricostruire. Ben pronti ad accogliere altre ricostruzioni, ma questa ci sembra quella che abbiamo vissuto nel tempo anche noi, che penso che siamo in questo campo, siamo un pizzichetto esperti. Era questo. Lei nel frattempo, poi chiudiamo, lei nel frattempo in questi anni ha lavorato, come ha fatto a campare e cosa pensa di fare in futuro? Ma allora io faccio chiudere lei. Da settembre 2015 io mi sono liberato di tutto perché avevo previsto una battaglia molto di spessore, quindi non potevo avere... Battaglia per le sue aziende o battaglia per le banche? Io avevo già visto quello che sarebbe accaduto, avevo visto un'apocalisse economica, l'ho sempre ribadito. Fortunatamente quello che sta avvenendo mi auguro che finisca come una bella storia, perché però io dal 2015 mi sono liberato di tutto e mi sono impegnato e inserito in questa vicenda H24. Ma era ricco allora? Ma diciamo che quei pochi soldi lei si impegna in questo, almeno mi quei pochi soldi che avevo li ho messi in questa vicenda fino all'ultimo, nel senso per merito a quello che ha fatto, onestamente. Ecco, noi con il giornale abbiamo subito denunce, subiamo denunce, anche perché, e subiamo tagli di pubblicità. Lei ci ha messo il suo lavoro. Anche perché ritengo, io sono imprenditore, che se andava come stava andando non ci sarebbe stato più niente, quindi avrei dovuto mollare tutto quello come tanti altri hanno già fatto. Io invece di fare la strada, di mollare tutto e andare all'estero, ho preferito combattere questa guerra assieme a tante altre persone. Mi ha anche detto che però adesso lei spera di chiudere questa vicenda in maniera positiva, perché è una cosa di tutti, penso. Qui penso che anche l'associazione avvocati e associazioni, forse alcuni avvocati no, ma avvocati e associazioni saranno d'accordo. Però ecco, lei dopo mi diceva che ha delle idee per il futuro che dovrà certo che sì. Da buon momento dovrà lavorare, adesso tantissimo, ma noi da questa esperienza che comunque ha creato un qualcosa di positivo, il fondo che ha dato, diciamo, intanto sicuramente ha riportato la verità e la moralità di queste persone. Io sono convinto che con questo governo del cambiamento, che ridarà indietro questi miliardo e mezzo, quello che verrà, mi auguro anche di più, insomma, ecco, sicuramente si riparte da un concetto del Veneto che anche in questa vicenda
pur essendo passato per prima come una vergogna, diventa invece un esempio da seguire a livello mondiale. Da questo io spero che riparta l'economia alla grande, tutti ricomincino a avere fiducia. Io, assieme a tutte le persone che ho conosciuto, cercheremo di aiutare la politica in questa direzione e naturalmente adesso io ritornerò come imprenditore a fare delle attività, cosa che sto già facendo. Era un Fido Banca Intesa? No, ma diciamo che No, era mia una battuta. no, ma l'idea il futuro. l'idea è quello di ritornare Fai il suo mestiere, diciamo, a fare l'imprenditore, Ma naturalmente. magari non disperda l'esperienza che ha. No, ma assolutamente no, perché questa comunque mi ha insegnato molto, ho imparato molto, imparo tutti i giorni, c'è solo da imparare e penso che anche altre persone magari se non si rendono conto hanno imparato magari qualcosa da questa vicenda. Io l'ho presentata, ci tenevo a raccontare, l'ho conosciuta nel tempo, come su tutte le persone che hanno un certo peso, anche riguarda anche me per il piccolo peso che ho, si sente parlare bene, si sente parlare male, riguarda anche me questa situazione. Lei è sempre stato no. un bravo giornalista, Non lo perché so, ha anche criticato molto il mio operato, ma fa parte. Secondo me, io racconto quello che avviene, quindi io racconto sempre quello che avviene, dopodiché esprimo la mia opinione. Certo. L'opinione può essere concordante o discordante, l'importante, io penso che il mio dovere sia raccontare, ma io ho questo è il dovere verso il lettore. Poi ho anche un dovere di esprimere le mie opinioni, che siano ben separate dai fatti, perché dopo il lettore deve distinguere le opinioni. Io non credo, il giornalista non può essere fuori dalle parti, il giornalista deve essere di parte purché assolva un obbligo fondamentale, quello di informare correttamente. La cronaca deve farla in maniera corretta. Poi è un essere pensante, è opportuno che quando può, ci metta la faccia, perché lui deve e può schierarsi. Quindi poi questo non vuol dire che ci si azzecchi sempre, però è molto criticabile il giornalista, ma questo vale anche in altri settori. Anche l'avvocato difende criminali, no? Ma non per questo l'avvocato è un criminale, no? Per dire, no? Però dire, il giornalista deve fare il suo lavoro, che è informare. Certo. Il giornalista che prova a metterci un po' di cuore deve metterci anche la faccia e metterci le sue opinioni, con cui a volte avrà ragione, ma con chiarezza. Sa informato bene. I giornalisti che manipolano l'informazione o nascondono le proprie opinioni dietro una pseudo imparzialità, vabbè, questo lo giudicano i lettori, e questo noi come lettori, nonostante gli insetti volanti, stiamo crescendo tantissimo e va bene così, insomma. È chiaro che le guerre ci vengono fatte, Zorin ci denuncia, la regione ci denuncia perché raccontiamo le cose, ma finché le raccontiamo con documenti, io mi sono permesso di fermarla su Oscar Giannino, non per amore di categoria, perché o si hanno i documenti oppure si dice suppongo che, perché non si può dire. Quindi questo, perciò io sono rispettoso anche della categoria, ma l'attacco violentemente quando la categoria non fa il suo dovere, che è quello di informare. Bene i giornalisti che chiaramente, una volta che hanno informato, esprimono le proprie opinioni, perché contribuiscono alla crescita del paese nel confronto delle idee. Questa è una cosa importante. C'è bisogno di un cambiamento anche in questo settore. Ma io vedo questo governo del cambiamento, io sono d'accordissimo sul cambiamento, ma noi sono anni che in Italia è il paese del cambiamento e delle riforme. Io non ho sentito un governo che non parlasse di riforme. La mia domanda da vecchio, da giovane, 55 anni, 67, ma è possibile che l'Italia ha sempre bisogno di riforme? Cioè non facciamo in tempo ad applicarne una che già bisogna riformarla. Allora, io il cambiamento sono d'accordissimo, vediamo cosa produce questo cambiamento e se viene fatto, perché comunque in alcuni ambiti, se per esempio questo governo, ma io non sono sponsor né di questo né di altri, nelle sedi opportune dico sempre per chi voto, chiedo scusa, vorrei completare un po' il discorso, però io il cambiamento lo voglio verificare. Baci e abbracci in senso giornalistico al governo se farà quello che ha promesso di fare. Poi cambiamento, ripeto, mi viene il mio timore da cittadino. Noi siamo un paese che fa sempre riforme senza mai apportarne a termine una. Io vorrei che perlomeno questo governo magari fa delle riforme, fa dei cambiamenti e gli venga dato il tempo per percorrerlo e per farlo. Quindi io non sarei sponsor di nessun governo. No, ma io volevo fare questo discorso. Il vero cambiamento è iniziato da noi stessi, dalle persone
e questo è un grazie anche a tutte quelle persone che si sono date da fare, a tutte le associazioni, anche quelle critiche, anche quelle critiche. Io dico, il cambiamento c'è stata questa. Vabbè, non trasformiamo nessuno. Abbiamo parlato di Patrizio Miatello, ci fermiamo qua, non perché facciamo un dibattito politico dopo. Io voglio arrivare alla prova dei fatti. Bene, allora io ho sponsorizzato altre volte dei politici che mi hanno deluso. A questo punto non sponsorizzo più nessuno, valuto sui fatti. Quindi torno ingegnere. Verrà fatto questo? Applausi. Noi crediamo non verrà fatto questo, speriamo di no, perché sarebbe triste per tutti, no? Non solo per chi non mantiene le promesse, ma anche per chi ne subisce. Io sono convinto invece. Abbiamo raccontato Patrizio Miatello, se qualcuno, pochissimi secondo i Moscerini, non vedrà questa trasmissione, pazienza. Chi lo vedrà, se avesse qualcosa da obiettare, scrive, lo invitiamo e ci racconti la sua storia. Perlomeno lui la faccia ce l'ha sempre messa, a differenza di altri che invitiamo e non vengono mai. Uno è Don Torta. Allora io vi ringrazio, voi ci avete ascoltato, siamo riusciti a contenerci questa volta nel tempo, siamo cambiati anche noi, abbiamo fatto una rubrica un po' più corta. Cambiamento epocale. Per fare il cambiamento epocale si giudica sempre dopo le epoche, perché poi nella cronaca non c'è cambiamento epocale, la storia è fatta di somma di cronache, ma si vota sempre dopo, perché non possiamo valutare i fatti quando stiamo ancora dentro la cronaca. Questo possiamo avere le opinioni, valutarli e dopo. Vabbè, io vi ringrazio, non è polemica, è soltanto da vecchio liceo classico, faccio anche un po' di filosofia. Ti ringrazio a questo punto. Grazie. E ripeto, questo spazio qui è aperto sempre per tutti, per chi vorrà parlare c'è sempre spazio per tutti. Grazie ancora. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da €9 a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.